I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto a Godrano, un piccolo paesino della provincia, un broker nel campo delle assicurazioni che avrebbe rilasciato circa 1850 contratti di assicurazione verosimilmente falsi. L'indagine è partita dai finanzieri di Bagheria dopo diverse denunce di soggetti a cui era stata sequestrata l'automobile perché privi di copertura assicurativa, risalendo così all'assicuratore che avrebbe consegnato ai suoi clienti dei contratti riportanti delle date di scadenza modificate in modo tale da allungarne la durata. L'assicuratore, attraverso un metodo artigianale ma ingegnoso, avrebbe modificato i riferimenti temporali sui documenti, cancellando con del bianchetto la data di scadenza. Il certificato così ottenuto veniva poi scannerizzato e modificato al computer attraverso un programma di alterazione digitale. In questo modo i numerosi clienti dell'agenzia, attratti dai prezzi vantaggiosi offerti dal broker, pur pagando dei contratti assicurativi di durata annuale per i propri veicoli, avrebbero ottenuto solamente delle polizze con copertura semestrale o, nel peggiore dei casi, i loro veicoli non sarebbero stati assicurati affatto. I finanzieri della Guardia di Finanza hanno così constatato come il broker operasse abusivamente in assenza della prevista iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, cosiddetto RUI, gestito dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, IVAS. I profitti della presunta truffa potrebbero aggirarsi sulle centinaia di migliaia di euro.